Buongiorno, o meglio, quasi buon pranzo qui da me. Oggi ho messo la mollettina qua giusto per non avere i capelli davanti alla fronte. Sono appena tornata a casa. Non sono stata tanto al sole, veramente sono stata mezz'oretta. Perché comunque è adesso quasi mezzogiorno, quindi scotta. Ho una brutta notizia, penso sia Priscilla, quella che è morta ieri. Ieri non l'ho vista l'altro ieri sera, che le ho dato 2 bustine di pappa, era super contenta. E ieri però purtroppo è stato preso sotto un gatto e penso sia proprio Priscilla. Mia mamma passando ha detto che le sembrava Priscilla e quindi mi sa che lei non c'è più. Adesso sono abbastanza stanca anche di faccia, non so, mi sento un po' appesantita da non so che perché non faccio niente in sostanza, però mi sento un po' così, forse è il morale. Non sono tanto contenta, ecco. Pipo, sul lettino. Pipo, come sei carino. È dolce. Buongiorno, non posso non avere l'allergia oggi. Guardate cosa c'è sulla macchina. Ieri ha piovuto e questo è il risultato. Sfido chiunque a non avere allergia con tutto questo polline che c'è in giro. Infatti ho il naso che cola, che è una meraviglia, gli occhi gonfissimi. Sono qui a casa dei miei, loro non ci sono, ma io sono qui e sono venuta a farmi un giretto per non stare a casa. In realtà loro sono andati via, potevo andare anch'io con loro, ma non sono molto dell'umore. Sono un po' in una fase così così. E un po' per tante cose, insomma. E quindi non mi sentivo di andare in giro con loro. Quindi sono rimasta qua, stamattina ho fatto pulizie di casa, i gatti sono qui, chi mi segue su Instagram, su Facebook sa che Priscilla non c'è più, l'altro giorno probabilmente è stata investita, domenica, mi è stato detto che domenica mattina era già morta, per cui penso tra sabato e la domenica, perché sabato sera ha mangiato, è venuta a mangiare e è andata via tutta contenta. Penso sia successo insomma tra il sabato notte e la domenica mattina, ecco. Nel frattempo mi ha raggiunta Gastone, è qua con me, è venuto in braccio, lui adora stare in braccio. Vedi? Vedi? Cosa vi stavo dicendo? Quindi ok, vi ho aggiornato sulla gatta. Nel frattempo comunque c'è sempre Jimmy, speriamo che anche a lui non succeda qualcosa. Oggi il tempo è molto strano, non è freddo, è tutto velato, è già migliorato rispetto a stamattina, però mi sa che rimarrà così tutto il giorno purtroppo. Vabbè. E mi è stato chiesto se devo mettere l'apparecchio anche sotto. Sì, devo metterlo anche sotto, certo, è evidente che devo metterlo anche sotto. Comunque non so quando, penso perché sotto sono indecisi su cosa fare, perché ho un dente del giudizio e quello che mi faceva male, che mi lamentavo a gennaio, ecco, quello lì sarebbe da togliere, secondo me. È un'operazione un pochino complicata, è in una posizione non molto facile da operare e le radici sono storte, quindi non lo so cosa decideranno. Sono proprio giù di morale in questi giorni, ma cioè ci sono tanti, no, volevo dirvi, non c'è un motivo preciso, in realtà ce ne sono tanti e sembra che niente vada nel modo giusto, ma io confido nel futuro e spero che andrà tutto come deve andare. Niente, anche stamattina ho tenuto tutto aperto, visto che ho la zanzariera posso tenere aperto come l'anno scorso anche questa finestra qui. Adesso mi riapro anche la porta del bagno e la stiamo tenendo chiusa da più di un mese, penso, la porta del bagno, perché così diciamo che c'è un po' meno pelo di gatto dentro, perché veramente era un disastro ogni volta pulirlo. Se sono a casa la lascio anche aperta, però controllo che Pepe non vada a giocarci dentro.
Qualcuno ha sentito la carne? Eh? La carne c'è. Ah. Dimmi. Pana. Mau. Buongiorno. Oggi ho i capelli bianchi. Ieri sera li ho decolorati, solo che li ho tenuto troppo su la decolorazione e si sono bruciati, quindi li ho tenuta su un'ora. Effettivamente era un po' troppo e si sono bruciati soprattutto qua dietro, però vabbè, speriamo che facendo delle maschere si sistemino un attimino. Comunque sono diventati bianchi e non mi è mai successo con una decolorazione che diventassero così, quindi wow, mi piacciono tantissimo così, sono belli e ho ancora l'allergia, si vede. Oggi la giornata va un po' meglio rispetto a ieri ero proprio un po' depressa. Sto indossando i nuovi orecchini che ho fatto ieri, li ho semplicemente, queste forme le avevo comprate, ho semplicemente pirografato il legno, niente di che, vedete, ho fatto solo delle cose geometriche. Ho ascoltato musica fino adesso, sono le 11:15, mi pare, sì. Ho già fatto il pranzo perché ho preparato del riso freddo e quindi sono già tranquilla per il pranzo. E mi sono tirata avanti oggi, ho deciso di stare a casa e quindi ho fatto un po' di cose. Più che altro ho ascoltato musica alta perché avevo bisogno di svagare la mente e infatti ha funzionato. Mi piace troppo il video della nuova canzone, ormai è anche già vecchia, no vabbè, la nuova canzone di J-Ax, Senza pagare, ecco quella lì. È un video molto così, anche volendo improvvisato, apparentemente, però mi piace. Sono in serra. No. Sta cercando di schivare il video, no, ma non lo schiva mica, Non mi puoi pubblicare per mia casa. Oddio. A casa. Adesso, siccome prima di andare via, un po' prima di andare via, un'oretta prima, avevo fatto l'impasto della pizza e è lievitato, per cui adesso lo reimpasto, lo lascio lievitare ancora. E siamo stati in serra io e mia mamma, perché lei è andata a prendersi, mi metto qua che c'è luce, è andata a prendersi delle piante per l'orto, poi dovrò andare anch'io a prendere le cose per l'orto, ma siccome non ce l'ho ancora pronto l'orto, mi tocca aspettare e devo prendere anche i fiori. E i fiori, a parte che i gerani questi qua dovrebbero esserci, mi mancano i fiori tutti quelli della terrazza di là. Passando in macchina mia mamma ha raccolto Priscilla che lì da domenica, sabato, notte, domenica, quindi vi lascio solo immaginare. E io non ho guardato, solo il pensiero che poverina ha fatto quella fine, non ho neanche voluto vederla. Comunque l'ha raccolta perché sennò stava lì ancora una vita e mezza. E cioè, è impossibile che nessuno l'abbia raccolta. Cioè anche l'ANAS di solito se vede un animale morto lo raccoglie. O nessuno che l'ha raccolta, nessuno. Cambiando discorso perché so che è triste, ho creato, vorrei farvi vedere qualcosa ma non vi faccio vedere niente perché sono proprio delle novità. E sempre pirografando, questi qua li ho fatti ieri e ho fatto ieri anche questi orecchini qua, quindi sempre pirografati, sono semplicissimi, una cavolata di orecchini, però veramente fanno un bel effetto. Prima ho avuto la brillante idea di mangiare i wafer. Non vi dico cosa avevo in bocca, tutto impastato, incastrato nell'apparecchio. Ho detto ok, non mangio più i wafer, basta. Prima e ultima volta che li mangio, finché non toglierò l'apparecchio non li mangerò più. Ma veramente portare l'apparecchio ti porta a fare dieta, ti porta a escludere totalmente certi cibi, oppure ti porta a limitare l'assunzione di certi cibi, perché se tu pensi ok, mangio questo, mangio quello, poi però non è che ti lavi i denti normalmente come tutti i cristiani, no, ti devi, cioè veramente chi l'ha portato lo sa,
è lungo lavarli, cioè oddio, quando prendi un po' la mano è un conto, però io un 20 minuti ci sto a lavarli, però ti limita nel mangiare certi cibi, perché ad esempio il pane mi si attacca, già mi si attaccava prima, adesso è ancora peggio, tutte le cose sbriciolose tipo cracker, io non mangio più queste cose. Questo è l'outfit di questo pomeriggio che adesso mi andrò a cambiare e devo togliere anche questo smalto, non ve l'avevo fatto vedere. Ma sinceramente non trovo mi stia proprio benissimo con il mio colore di pelle, non mi piace tanto. Comunque questo era l'outfit, questi pantaloni sono vecchi. Quando vi dico che io ho le stesse cose da tantissimi anni, è vero. Questi qua sono veramente vecchissimi e infatti mi sono parecchio grandi, ma mi piace usarli proprio un po' giù come quelli a cavallo basso, ecco, io li uso un po' così e niente, poi ho questa canottiera, vedete che sono un pochino in gonfia qua, mi sono gonfiata un po', e canottiera semplice, poi vabbè gli orecchini che avete visto e avevo anche l'anello sulla mano e il bracciale, ma ho tolto tutto, niente, mio look veramente semplice per andare solo via un secondo, Panna, buongiorno, Panna! Pepe! Ecco, Panna e Pepe. Cosa c'è, Micio? Questo è bello! È Panna. Ho rimpastato e quindi adesso lascio lievitare per un'altra ora e poi adesso vado via, mi cambio, mi metto da casa, quindi metto bella comoda, non con i jeans, anche perché ogni tanto esce il sole, poi, ad esempio adesso, poi se ne va e è buio totale. Non si capisce, il tempo di questi giorni veramente stranissimo, c'è caldo fuori anche se non c'è il sole e la cosa è strana qua in montagna perché di solito se non c'è sole non c'è caldo, invece c'è una bella temperatura e bello, in questi giorni è, anche se non c'è sole alla fine si sta bene di fuori. Adesso sto congelando perché sono in casa e qui ci sono 18 gradi, quindi non è caldo. Va bene, mi cambio e vado via. Ah, sapete cosa? Quando ho fatto quella live e vi ho chiesto di dirmi qualche canale da seguire, ho iniziato a seguire Annalisa Superstar e alcuni degli altri canali invece che avevo iniziato a seguire mi sono già disiscritta perché non mi piacciono, però lei la guardo, sì, non mi dispiace. Ho seguito il suo consiglio di fare questa cosa, cioè acqua e ammorbidente per profumare i tessuti. Questo consiglio l'ha dato nel video su come profumare tutto il giorno, una cosa del genere, ecco. E quindi ho seguito il suo consiglio e mi sono fatta la boccetta dell'Avon con l'ammorbidente coccolino che adoro e l'acqua e la spruzzo la mattina sulla biancheria del letto e poi si asciuga intanto e poi gli faccio il letto e profumano le lenzuola. È bellissimo, è bellissimo. E l'ho usato questo metodo anche sulle stoffe qua in casa e mi piace molto. Eccomi qua, oggi è giovedì, stamattina stavo malissimo, mal di testa di quelli allucinanti, emicrania proprio, infatti avevo anche un po' di nausea, poi ho preso un Oki e fortunatamente è diminuita parecchio, stranamente, e tempo che sono andata a Belluno, adesso sono tornata, cioè è l'una adesso, sono tornata da 10 minuti, un quarto d'ora e ho di nuovo mal di testa ovviamente, ma ho proprio male qua. Ho male tutta questa parte qua praticamente, dal naso a tutto il resto, l'occhio eccetera, e vabbè passerà. Ho fatto dal dentista, poi sono andata a fare un minimo di spesa, vi registro il video adesso, ma non avevo la testa per stare in giro però ho detto vado fino all'emisfero e vado a prendere dei gratta e vinci. Ho vinto 70 euro, quindi mi sono messa via i soldi, ho detto questo è il segno del destino, basta, non spenderli più, e li ho messi via. Adesso devo mangiare qualcosa, poi metto la cera perché ho fastidio dentro in fondo, però il filo è sempre quello perché non me l'ha cambiato. Ho fatto mettere gli elastici fucsia e è venuta fuori una bellissima giornata, sono 22 gradi all'ombra, a Belluno ce n'erano 25. Però stava uscendo il sole anche a Belluno
e quindi mi sa che arriverà sui 30 pomeriggio. E niente, quindi questo è tutto. Adesso vi registro il video spesa. La pulizia mi ha detto che va bene così come la faccio, quindi ecco, era la mia preoccupazione, capire se mi lavavo bene tutto o che, e mi ha detto di sì, continuo con tutto quello che faccio. E basta, devo tornare in giugno, sì, in giugno, la prima settimana, e basta, ecco. Prossima settimana invece porterò giù mia nonna, il 31, mercoledì, e quindi io sono sempre là, alla fine una volta a settimana sono sempre lì. Va bene, dai, boh, vi registro il video spesa e basta, e poi mangio. A dopo. Oh, il mal di testa colpisce, sono stata in farmacia, gli faccio una scatola di Yaz e poi mi fa 17,50. A che io sono rimasta con la bocca aperta e ho detto no, ho sbagliato, infatti dovevo chiedere un'altra cosa, non so perché ho chiesto questa. No, veramente, gli ho detto scusami, ma no, oggi la testa non c'è proprio, veramente il mal di testa fa questo effetto a me. Adesso vado all'Eurospin, lo so che sono stata stamattina, ma mi sono dimenticata i croccantini per i gatti, quindi vado fino all'Eurospin a comprarli. E vi ho registrato 2 video prima, infatti adesso devo rimettere il telefono a caricare assolutamente perché è totalmente scarico. Era solo per aggiornarvi sulla mia situazione testa tra le nuvole. Doccia fatta, ho preso sole praticamente tutto il pomeriggio oggi quasi. Oggi è venerdì, devo ancora lavare solo i capelli, poi il resto ho fatto tutto. Ieri poi non vi ho detto, praticamente ho visto che cosa ha cambiato con gli elastici. Ci sono 4 gancetti su ogni attacco e su questo dente che sono quelli girati in dentro, praticamente prima avevo gli elastici solo su 2 gancetti, non su tutti e 4, e invece ieri per farli spostare in fuori i denti, per farli girare, l'ha messo su tutti e 4 i gancetti. Quindi ho notato questa differenza che mi sono accorta ieri pomeriggio. Franz ha messo i pali per l'orto, quindi prossimamente in questi giorni si farà anche l'orto, eccolo qua. Pepe, c'è Pepe che ti guarda. Pepe, chi è quello? Chi è? Chi è Pepe quello lì? Ecco, rinnovo la cosa, vi ringrazio per aver seguito questo weekly e ci vediamo la prossima settimana come sempre. Ciao!